incapaci. Santa e benedetta. Ora coscienza. Ora vai. Ma chi vinco? C'è i carraviti? Sì, va bene, tascecca lo hai. Ha fatto un buon viaggio. Non c'è male. Vi congratulo. Coscienza vi mitti che corro subito a chiamare i vicini Turi. Momento, aspetta, volete chiamare? O vicini Turi, è da cuore. Ma come arriva un missionario da Cina vuole essere avvesato. Momento, ora a chiamare su. Sentite. E come può essere che da questo seminario non si fa parare? Che se ne va a dire? Un missionario da Cina, un vicerettore, mi senti, pigliamo dei tutti. Vabbè, prima che spunta con caduno, me ne vai. E come faccio con questa donna che ti incontro? Oh, Sant'Antonio Magnus, che mi finivo bella sta giornata! Tutta colpa dei miei figli Iannuzzo! Con sta volontà di fare separare! A paghi essere sicuro, figlio da Sarestano, che ci mise la testa sta idea! Ma perché non l'avete fatto vedere in camera mia? Ma chi sapeva? Coscienza vi dissi solo che vuole essere avvesato. Caso! Non c'è che fare! Un'altra delle volte. Senti vicino, l'ha visto un esce il marrino. Ma signora, Marrino, non l'hanno nessuno di sta volta. Ma chi era spirito che scompaia così in tuttuna? Vi mancava questo solo adesso, di avere delle allucinazioni. Ma la portinaia dov'è? Lo saccio. Brava! E lascia la porta senza custodia? Anche costei vuol fare i suoi comodi qua dentro. Appena la vedrete, mandatela in camera mia. La metterò a posto una volta per sempre. E voi tenete gli occhi bene spalancati e non pigliate più lucide per lanterne. Avete capito? Se signore. Ma guardate che razza di cose ma succede a mia. Ma si era qua ora che ci va sempre a cara mano. No, ma non faccio. Sotto il tavolo. Oh, buongiorno padre. Cosa fai? Coscienza, mi benedica! Ma aveva gastato il fazzoletto sotto il tavolino e Coscienza, scusa! Ah, ho capito. Questa balorda chissà cosa avrà creduto. E si è messa a gridare a squarciagola come un indemoniato. Ci scusi lei, padre, ma la compatisca. Non è sempre con possui. Questa poveraccia è un dinosauro. Ah. Ha fatto un buon viaggio, padre? Non c'è male! Ma vuoi rinfrescarsi un po'? No, non c'è bisogno, non ne sento cauto! Vuol dire la Santa Messa? Chi? Venga, l'accompagni subito di caffè. No, vengo dopo pranzo! Come? Dopo il pranzo? Che può essere? Forse in Cina, a motivo della caotica situazione politica, ci avranno concesso qualche facoltà straordinaria. Giusto dicevo sia, è usanza cinese! E dica padre, venga, si sieda. Cosa ne pensa della politica cinese? Non c'è male! Come? È la guerriglia civile? La civiltà non manca! Ma i comunisti avanzano, puntano su Shanghai. Mi dispiace! Sta a fare male la scelta! Non comprendo! Dici che ti sciangavo! Già, la stanno occupando. Stava occupando magari! Ma tutti guai a lei ci succedono! Esatto! Guai gravissimi succederanno. E cosa ne pensa di Mao Zedong? Samuel! Come? E Chiang Kai-shek viene attaccata. Sicuro! Gli ha attaccata da fuori a scelta! Era la vostra verità! Perché secondo lei ci deve fare entrare senza opporre resistenza? A scecca non fare resistenza! Vi dico che è manza! Avanzi, vedremo fra breve la reazione
fosse la stavano di campo. Io penso personalmente che la parte si rovescerà da mangiù fuori. Si comprende, mangiando troppo, sicuro sarà rovesciato. E la Mangiuria è forte. Bravo! Coscienza ha detto finalmente la parola giusta. La Mangiuria è forte, sì signore, fortissima. Non vede quante tasse stanno vendendo. L'unico vero rimedio per mia fosse di levare tutte queste gran mangiatare che c'è sul governo, che non fanno che mangiare, con le scacchi non impara un bucano, e di stare riducendo tutti in camisa, poveri e pazzi. Non ho capito, padre, e penso che la lunga permanenza in Cina le abbia fatto perdere l'abitudine della lingua italiana, perché mi accorgo che lei si esprime con un po' di difficoltà e spesso di cose a frasi cinesi per chiarire il suo concetto. Se lei vuole, possiamo conversare in un altro idioma. Preferisce lingue vive o morte? A mia, personalmente a mia, i lingue non mi piacciono, né vive e manco morte. A poi potesse lei, per mio stile. Ergo latine loquemer. Domini papisco. Minime indellezzi ripete questa locuzione tua. E con spirito tuo, amen. È sordomuto. Io l'avevo caputo subito, la facci che era sordo e muto. Battini picciritto, acqua davanti e vento da re. No, perché poverino? Sei entrato in chiaro per chiedere qualche cosa. Vieni qui, bambino, accostati. Oh. Donna Ciccina, vieni di lei a capire. Magari. Donna Ciccina, ma allora ha compreso cosa vuole? Ma se i sto piccirino non vuole, e né mangiare, né vino, né dormire, e manco bastonati. E ma allora? Se permettete, ci parlo io. Martine. Ma come?